Buonasera a tutti, benvenuti alla conferenza odierna. Il relatore di oggi è l'ingegner Sebastiano Bellani, con dottorato in fisica, dico giusto, che attualmente è un innovatore industriale, ma attualmente è Chief Technology Officer dell'Antares Electrolysis, che è uno spin-off dell'Istituto Italiano di Tecnologia. È un esperto nell'elettrochimica per l'energia, quindi si è interessato nella sua carriera, diciamo così, di elettrolizzatori, batterie, capacitori, sistemi fotoelettrochimici, è autore di molti articoli scientifici e autore di brevetti. Allora, oggi ci parlerà di un argomento estremamente, diciamo, interessante, perché siamo nel campo dell'energia, siamo nel campo delle energie rinnovabili, chiamiamole così tra virgolette in questo caso, e parlerà di idrogeno verde per la transizione energetica, quindi di idrogeno prodotto non da fonti fossili, ma tramite l'elettrolisi dell'acqua, tramite delle elettrolisi che vengono di nuova generazione. Da quanto visto però l'obiettivo dello spin-off dell'Antares Electrolysis non è soltanto l'elettrolisi di nuova generazione, ma anche i fuels, ma anche sistemi di accumulo ottenuti tramite la trasformazione della CO2, e questo sicuramente è un'ottima cosa, perché noi la CO2 la consideriamo un enorme problema e invece potrebbe essere in questo caso una risorsa. Non mi resta che lasciare la parola all'ingegner Bellani e buona conferenza a tutti. Prova? Ok, scusate. No, volevo innanzitutto ringraziare la professoressa per l'introduzione e tutta l'accademia per l'opportunità, e vi racconterò cosa facciamo qui ad Antares, cercando di non essere troppo tecnico. Io sono un tecnico, quindi abbiate pazienza se comincio a entrare in qualche dettaglio, fermatemi, lanciatemi qualcosa, non preoccupatevi. E innanzitutto chi siamo? Antares è una startup quindi innovativa qua di Genova. Siamo una startup accreditata dall'Istituto Italiano di Tecnologia. Vi racconterò un po' la nostra storia per spiegarvi come siamo nati. Abbiamo attualmente la nostra fabbrica dentro il BIC di Genova, il Business Innovation Center, e dove attualmente stiamo allestendo lo spazio con i primi macchinari industriali, l'impianto con cui testare i nostri prodotti. Adesso vi racconterò pian piano quello che facciamo in Antares. Allora, prima di rompere l'acqua per fare idrogeno, perché di fatto è un po' quello che fanno i nostri prodotti, rompiamo un attimo il ghiaccio introducendo non tanto che cos'è Antares, ma chi è Antares, quindi chi c'è dietro le quinte. Attualmente siamo in 6, adesso a presto arriveremo a essere in 9, e abbiamo unito, quando ci siamo costituiti, un po' due mondi, un mondo un po' più industriale e un mondo un po' più accademico, che poi di fatto adesso sono diventati un tutt'uno. Parto da Andrea. Andrea è quello che sa fare un po' tutto, infatti gli abbiamo detto: fai l'amministratore, occupati di tutte le magagne amministrative, burocratiche, e in verità è anche lui un ingegnere fisico esattamente come me. Lavorava prima ad Ansaldo, ha lavorato a ST Microelectronics. Quando abbiamo costituito Antares abbiamo subito coinvolto due ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia, Michele Ferri, che oggi è il nostro direttore scientifico, e Liberato Manna, che secondo me neanche necessita di presentazioni, è il direttore del Dipartimento di Nanochimica dentro l'istituto e agisce da Scientific Advisor, quindi ci guida nell'ecosistema dell'istituto. Oltre a noi 4 soci cofondatori, fin da subito ci ha aiutato Caterina, che è la nostra progettista meccanica, e insieme a lei è entrata anche a far parte del team Anna, che è qui presente, che invece è la nostra responsabile di laboratorio.
Quando abbiamo fondato l'azienda ci hanno un po' dato tutti dei matti, perché essenzialmente sembra che abbiamo buttato i nostri risparmi all'aria. E perché? Essenzialmente in Antares quello che cerchiamo di fare è prendere l'aria, l'acqua e trasformarla, in parole semplici. Perché cerchiamo di fare il motore, adesso vi spiegherò meglio che cos'è, però il motore di questo impianto, di questa macchina più complessa, che parte da delle sostanze molto semplici come l'ossigeno, l'anidride carbonica, l'azoto, nonché l'acqua, e la trasforma in cose invece che sono utili, hanno un valore e che si utilizzano a livello industriale per creare, sono vettori energetici, sono fertilizzanti e quindi coprono una gamma di applicazioni estremamente varia. Cosa fa Antares? Antares fa lo stack. Che cos'è lo stack? È una pila di celle elettrochimiche, ma in parole semplici è il cuore dell'elettrolizzatore, che è questa macchina complessa che prende cose e produce cose. Lo stack è il motore, è come in una macchina, c'è sempre un motore che fa girare le ruote. Nel nostro caso lo stack è quel componente, quella macchina che fa le reazioni elettrochimiche. Quindi all'interno dello stack avvengono queste reazioni che trasformano delle sostanze in sostanze che sono più preziose essenzialmente. Come lo facciamo? Integrando delle tecnologie, per esempio dei nanomateriali che hanno un'attività catalitica verso queste reazioni che cerchiamo di fare all'interno del nostro sistema, delle membrane, anche queste tecnologicamente prodotti molto avanzati, sono delle membrane a scambio ionico. Nel nostro caso particolare scambiano anioni, quindi trasportano anioni, integriamo quindi elettrodi. Noi di solito chiamiamo il pacchetto elettrodo-membrana membrane electrode assembly, comunque un pacchetto che va di fatto a costituire il cuore della cella elettrochimica. E alcune cose le facciamo internamente, però di fatto siamo anche abbastanza agnostici. Se qualcuno fa meglio di noi degli elettrodi, perché no? Il nostro scopo è fare uno stack efficiente. Vi spiegherò il perché l'efficienza di questa macchina è un po' la cosa più importante, quello che oggi serve per, diciamo, sbloccare il settore dell'idrogeno in questo momento. E dopodiché, una volta che noi abbiamo costruito lo stack, supportiamo coloro che fanno gli impiantisti per costruire la macchina finale, quello che noi chiamiamo elettrolizzatore. Quindi diamo tutto il supporto per fare l'integrazione all'interno di un impianto. E lo stack rimane comunque da un punto di vista ingegneristico il cuore e anche il componente tecnologicamente più importante, dove quindi bisogna unire competenze elettrochimiche con competenze di ingegneria meccanica, che questo spiega anche un po' la composizione del nostro team, che unisce persone specializzate in scienze dei materiali, chimici, elettrochimici, ingegneri meccanici, in verità ingegneri navali, però insomma quindi un background molto più di tipo meccanico, perché bisogna unire un po' questi due mondi. La scala dell'idrogeno pulito, cioè in pratica che cosa serve oggi l'idrogeno? Oggi l'idrogeno non è che se ne parla spesso, ma la verità è che l'idrogeno si utilizza da sempre, cioè è la materia prima per fare certi prodotti, per fare ammoniaca, per fare fertilizzanti. Per arrivare dall'urea bisogna partire dall'idrogeno, e per fare dei processi di desulfurizzazione in processi petrolchimici, per fare idrocracking, per fare metanolo, da cui poi si fanno altre sostanze. E in queste applicazioni non è che ci sono alternative, perché l'idrogeno è la materia prima, o questo o niente. E quindi questa è la prima applicazione dell'idrogeno. Poi ci sono una serie di altre applicazioni, per esempio in quello che noi chiamiamo ormai hard to abate, in tutti questi settori che sono difficili da decarbonizzare, che può essere il settore metallurgico, quindi per la produzione degli acciai, la produzione del vetro, la produzione della ceramica, il trasporto anche magari a lungo raggio. Si parla anche di macchine a idrogeno, quindi per un trasporto non a lungo raggio ma a raggio più corto essenzialmente. E queste sono applicazioni dove bisogna capire se l'idrogeno sarà veramente competitivo oppure no.
ma ad oggi si utilizzano 100 milioni di tonnellate di idrogeno per tutte le altre applicazioni, quindi è un qualcosa che non si può evitare. Quindi l'idrogeno in questo momento ci serve per tutta l'industria chimica, per tutta l'industria in generale, produzione di fertilizzanti, anche per la produzione di combustibili sintetici, e non ne possiamo fare a meno. Il problema è come produrlo in maniera sostenibile, perché oggi l'idrogeno viene prodotto partendo dai combustibili fossili. Quindi si parte dal carbone, si parte dal gas naturale, e si fanno diversi processi. Col carbone si fa la gasificazione, col gas naturale si fa il processo di steam reforming e si arriva ad ottenere quello che si chiama idrogeno grigio. Idrogeno grigio perché essenzialmente la sua produzione comporta una produzione di anidride carbonica. Però esistono anche dei metodi per evitare di partire dai combustibili fossili, quindi risolvere il problema alla base. E qual è questo metodo? È l'elettrolisi dell'acqua. Poi chiaramente l'elettrolisi, adesso vi spiegherò un po' meglio che cos'è in parole semplici, anche quali sono le diverse tecnologie, però l'elettrolisi essenzialmente si fornisce come input acqua ed elettricità, si spacca la molecola di acqua che è formata da 2 atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno, e poi con più molecole di acqua si riescono a produrre le molecole di idrogeno e le molecole di ossigeno, e quindi si produce quello che noi chiamiamo idrogeno verde. Idrogeno verde quando l'energia elettrica arriva da energie rinnovabili, perché se comunque usiamo l'energia elettrica prodotta da una centrale di carbone, in questo caso non è più idrogeno verde. Quindi l'accoppiamento di un impianto di un elettrolizzatore con le energie rinnovabili in questo momento è cruciale per decarbonizzare tutti questi settori. Esistono tante tecnologie di elettrolisi, quindi per fare degli elettrolizzatori. La tecnologia più consolidata è una tecnologia che si chiama elettrolizzatore liquido alcalino, dove essenzialmente ci sono 2 elettrodi separati da un diaframma, quindi in un elettrodo avviene la reazione di evoluzione di idrogeno, nell'altro elettrodo avviene la reazione di evoluzione di ossigeno, e chiaramente bisogna separare i gas prodotti attraverso questo componente cruciale che è il separatore, che è un diaframma, e il diaframma è una membrana essenzialmente porosa che viene impregnata di un elettrolita, in questo caso un elettrolita di idrossido di potassio molto concentrato, che permette di trasportare ioni e quindi chiudere il circuito da un punto di vista elettrico man mano che avvengono le reazioni elettrochimiche. Gli elettrolizzatori alcalini ci sono da 100 anni, quindi sono una tecnologia molto robusta. Nonostante ciò, anche negli ultimi anni stanno progredendo, ci sono continui avanzamenti in termini di efficienza e anche della loro capacità di operare. Tradizionalmente l'elettrolizzatore alcalino è un sistema un po' rigido, ovvero non vuole essere spento, deve lavorare sempre a una corrente costante, quindi con una capacità produttiva di idrogeno che non può cambiare, e capite che se lo volete accoppiare con delle energie rinnovabili è un po' critico, perché magari di giorno il sole splende e si ha tanta energia disponibile, di notte invece converrebbe magari spegnere questi elettrolizzatori. E inoltre comporta anche dei problemi tecnici, perché tutto il sistema che viene costruito attorno alla cella elettrolitica necessita per esempio un controllo molto accurato delle pressioni in entrambi i compartimenti, e quindi dal punto di vista dell'impianto non è sicuramente il sistema più semplice. C'è anche la tecnologia ad alta temperatura, però non perderò tanto tempo. Di fatto qua è una tecnologia come quella di prima, ma il separatore è un conduttore ionico ceramico che per diventare conduttivo deve essere portato ad alte temperature. Quando c'è disponibilità di energia termica, questo diventa il sistema più efficiente. Non è che facciamo la reazione con meno energia, però usiamo meno energia elettrica perché viene di fatto fornita energia termica che altrimenti butteremmo via. Sono però destinati, a nostro parere, a delle applicazioni un po' diverse rispetto agli altri elettrolizzatori che invece operano sotto i 100 gradi.
Poi ci sono gli elettrolizzatori PEM a scambio protonico, dove il separatore non è più una membrana porosa, ma è una membrana solida, quindi non è più porosa. E come trasporta gli ioni? Li trasporta attraverso un meccanismo di conduzione ionica, quindi non c'è l'elettrolita che può passare attraverso questa membrana, quindi degli ioni, ma di fatto gli ioni disciolti all'interno dell'acqua, ma in verità qua c'è proprio un trasporto diretto di ioni, in questo caso membrana a scambio protonico, lo ione che viene trasformato è l'H+. E questi sono una tecnologia abbastanza consolidata oggi, costa molto perché di fatto opera in un ambiente acido in cui resistono pochissimi materiali. Tutti gli altri materiali, di fatto i metalli che poi hanno la funzione di catalizzare le reazioni, sono pochissimi quelli che resistono in questo ambiente, e ad esempio l'iridio è il catalizzatore per eccellenza per fare la reazione anodica in cui si produce ossigeno, e non ci sono tante alternative, si stanno studiando alternative ma oggi non ci sono soluzioni, quindi abbiamo un po' un collo di bottiglia per questa tecnologia. Se il mercato dell'idrogeno verde esplode avremo un problema, l'iridio non basta. E offre dei vantaggi, per esempio un sistema snello, poco complicato, si può pressurizzare soltanto il compartimento dove si produce idrogeno. L'idrogeno anche nella nostra tecnologia tendiamo a produrlo a delle pressioni elevate, in modo tale che poi può essere subito iniettato in certi processi industriali che avvengono a determinate pressioni e temperature. Questo il PEM te lo permette. Rispetto all'elettrolizzatore liquido alcalino permette anche di essere spento, di lavorare in un regime dinamico, cambiando quindi la sua capacità produttiva un po' a piacimento, per farla breve, e quindi offre anche dei vantaggi per essere accoppiato con energie rinnovabili, quindi diciamo, per la produzione di idrogeno verde. Le membrane sono tipicamente delle membrane perfluorurate. La membrana più famosa è il Nafion, di fatto è la membrana usata ormai da decenni, è comunque una membrana perfluorurata che si porta con sé dei problemi di sostenibilità. E infine c'è l'elettrolizzatore AM, Anion Exchange Membrane, in italiano membrana a scambio anionico. Essenzialmente un PEM, ma invece di trasportare ioni H+, trasporta ioni idrossido. Quindi unisce un po' i vantaggi dell'elettrolizzatore liquido alcalino, operando quindi in un ambiente alcalino dove si possono utilizzare anche dei metalli che non costano tanto, si può quindi eliminare la necessità di utilizzare per esempio iridio, e allo stesso tempo permette di operare in regime dinamico, avere un impianto snello, semplice, che sono i vantaggi della tecnologia PEM. Essenzialmente quindi si riesce ad avere una tecnologia che unisce i vantaggi un po' di tutte le altre ed elimina i problemi di tutte le altre. Allora, sull'idrogeno verde c'è molto scetticismo, si dice che costa molto, questa è la verità, è quello che si dice. Se è la verità, adesso magari vi faccio vedere qualche dato in più per darvi un attimo un'idea di dove siamo veramente, perché è un mondo che si muove velocissimamente, quindi quello che c'era 3 anni fa non è più quello che c'è oggi. Il primo commento che faccio è se ci sono alternative. Attualmente noi non vediamo alternative, cioè tutti i processi industriali che la società compie producono emissioni di CO2, quindi l'alternativa è continuare a produrre CO2, anidride carbonica, immetterla nell'atmosfera, di fatto alterare l'equilibrio che è stato creato durante gli anni, perché si va a prendere del carbonio che è nei combustibili fossili, lo si va a immettere nell'aria, e questo comporta un problema, l'innalzamento delle temperature. Questi sono dati reali, non ce lo stiamo inventando. Se continuiamo con questo trend, e anzi considerando le emissioni di CO2 il trend può solo che peggiorare, avremo dei problemi.
nel giro di meno di 100 anni. Come risolverlo? Chiaramente il mercato dell'idrogeno verde, va bene, noi abbiamo come socio Libero che è esperto di nanocristalli, ma la sfera di cristallo per predire il futuro non l'ha ancora fatta, però quello che possiamo fare è studiare la situazione, per esempio partendo da dei report, quindi affidarci anche a dati reali. Questi sono 3 esempi di report molto recenti che fanno vedere che l'idrogeno verde sta crescendo, forse un po' meno di come ci si aspettava, ma sta crescendo in maniera pressoché esponenziale. L'importante è capire quando arriverà la vera esplosione, ma noi poi siamo una piccola azienda, per noi una richiesta di fatto irrisoria di idrogeno verde satura già la nostra capacità produttiva in questo momento, quindi per noi il mercato è già grossissimo per quello che siamo noi, però chiaramente bisogna produrre idrogeno con dei volumi che sono quelli attualmente utilizzati. Prima vi parlavo di 100 milioni di tonnellate come ordine di grandezza. Oggi di idrogeno verde o idrogeno blu, che è quello che si produce con combustibili fossili catturando la CO2, è poco, copre soltanto una piccola percentuale di queste 100 milioni di tonnellate, quindi qualche milione di tonnellate. E perché lo stack? Torniamo un attimo all'inizio, quando ho introdotto quello che fa Antares, che è di fatto la progettazione e la produzione di stack, il motore dell'elettrolizzatore. Perché lo stack? Oggi l'idrogeno magari costa ancora di più rispetto all'idrogeno grigio, per una questione molto semplice: il costo dell'energia elettrica e l'efficienza degli elettrolizzatori. Perché lo stack? Lo stack è il componente che determina l'efficienza dell'elettrolizzatore, quindi capite che lo stack ormai è il componente cruciale per sbloccare l'idrogeno verde nella nostra società. Poi chiaramente non è tutto il costo, non rappresenta in termini di CAPEX, di quello che necessitiamo per fare un investimento, per costruire un elettrolizzatore intero. Lo stack copre soltanto una piccola parte di questo costo, la maggior parte del costo invece è determinato da tutto l'elettrolizzatore, ma nonostante ciò, indipendentemente dai costi dell'elettrolizzatore, oggi il costo dell'idrogeno non è tanto dato dal costo dell'elettrolizzatore, è dato dal costo dell'elettricità unito all'efficienza dello stack. E questo è un po' il motivo anche per cui noi ci concentriamo sullo stack, perché se si risolve il problema di avere delle efficienze basse, di fatto abbiamo risolto il problema del fatto che l'idrogeno verde oggi costa più dell'idrogeno grigio. E perché la tecnologia M? Un po' l'ho già anticipato. Oggi la tecnologia M di tutte le tecnologie è quella che costa di più. Ma perché costa di più? Perché è la tecnologia meno matura. Per validare una tecnologia in questo settore occorrono degli anni. Occorrono almeno 30.000 ore di esercizio, quindi almeno 3 anni essenzialmente. È una tecnologia che sta nascendo, ci sono già delle aziende che hanno costruito un track record. Noi proponiamo sicuramente un qualcosa di innovativo perché cerchiamo di aumentare l'efficienza degli stack, questo è il nostro obiettivo, risolvendo invece i problemi di tutte le altre tecnologie dove magari in futuro il prezzo di queste tecnologie non potrà essere abbassato perché utilizzano iridio ce n'è poco, anzi più lo useremo più queste tecnologie costeranno e risolvono magari anche dei problemi tecnici che possono essere quelli degli elettrolizzatori alcalini che sono poco flessibili, quindi poco adatti magari ad essere accoppiati con energie rinnovabili. Quindi questo è un po' il motivo per cui noi come Antares facciamo lo stack come prodotto di punta, focalizzandoci su una tecnologia oggi un po' meno matura ma che nel giro di breve intendiamo rendere matura. Quando abbiamo fatto Antares, il primo nostro investimento è stato dotarci di un buon laboratorio elettrochimico dove andare a testare tutte le componenti che mettiamo all'interno dello stack. Ogni tanto le facciamo noi, ogni tanto le compriamo da qualcuno che le fa giustamente meglio di noi, però l'importante per noi era sapere cosa c'era sul mercato, cosa avevamo noi in casa, come accoppiare tutte queste tecnologie e
quindi fare esperimenti per capire cosa mettere dentro il nostro prodotto, per far cosa? Per migliorare l'efficienza. Quindi noi nasciamo con questo tipo di test, ovviamente per fare questi test in maniera adeguata avevamo bisogno di occhiali giusti. I nostri occhiali sono delle celle di laboratorio, dei piccoli elettrolizzatori che abbiamo iniziato quindi a prima progettare, poi anche a vendere, perché di fatto sono richiesti da istituti di ricerca, università, laboratori di ricerca e sviluppo, per andare a studiare le componenti degli stack. Facendo così, insomma, abbiamo utilizzato gli stessi criteri che poi, come vi farò vedere, abbiamo applicato anche per la progettazione dello stack, quindi simulazioni fluidodinamiche, analisi di integrità meccanica, e non vi chiedo qui dettagli ovviamente, però quello che abbiamo fatto è migliorare finalmente l'efficienza delle nostre celle elettrolitiche. Abbiamo raggiunto pressoché lo stato dell'arte. E la curva che vedete sulla sinistra è una curva di polarizzazione, essenzialmente più è bassa più la cella elettrolitica è efficiente, perché significa che produciamo più corrente a un voltaggio più basso, ovvero stiamo consumando meno potenza. La corrente chiaramente è proporzionale alla quantità di idrogeno che si produce. E come vedete la nostra prestazione attuale è quella in verde, questo è proprio il nostro record in questo momento, e abbiamo delle efficienze di oltre il 90%, a delle densità di corrente, magari voi non lo sapete, però di 1 ampere su centimetro quadrato, che poi si traduce in una produttività di idrogeno molto molto elevata. Allo stesso tempo siamo andati anche a studiare altri aspetti cruciali per gli elettrolizzatori, che possono essere per esempio il crossover di gas. Quando si produce idrogeno e ossigeno bisogna stare attenti che questi due gas non passino da un compartimento all'altro, perché altrimenti si crea una miscela esplosiva. E quindi lo studio anche di specifiche che vanno oltre l'efficienza è chiaramente un aspetto cruciale, su cui noi abbiamo fin da subito dedicato moltissime energie, dimostrando che la tecnologia M può essere anche più efficiente della tecnologia PEM, senza per esempio usare iridio. E poi arriviamo allo stack, ok? Quindi sicuramente fare la prova in una cella singola è condizione necessaria ma non sufficiente. Noi ci piace dire che lo stack non è una semplice somma di celle, però ci piace anche dire che se facciamo un design, un progetto di stack ben fatto, quello che abbiamo ottenuto in cella, di fatto, chiaramente lo andiamo a scalare per il numero di celle, lo replichiamo anche all'interno dello stack. Quando parliamo dello stack, quello che succede è che non c'è più soltanto l'elettrochimica, l'efficienza dei catalizzatori, la conducibilità ionica della membrana, ci sono altre problematiche, altri effetti che nella singola cella non ci sono e che vanno quindi presi in considerazione, che poi determinano quanto questo stack sia implementabile all'interno di un impianto industriale. Non entro nei dettagli, però parliamo di come distribuire l'elettrolita in maniera uniforme in tutte le celle elettrolitiche. Lo stack è una pila di celle, bisogna assicurarsi che l'elettrolita non entra solo nella prima cella e basta, ma che entra con una stessa portata in tutte le celle. Questo permette anche per esempio di gestire la temperatura all'interno delle celle. È molto importante la gestione termica dello stack. La reazione di water splitting, quindi di elettrolisi dell'acqua, è una reazione esotermica. In qualche maniera la temperatura il calore deve essere portato via. E quindi quando si progetta lo stack bisogna pensare anche a tutti questi effetti. Perdite elettriche, perché chiaramente in una cella magari stiamo ragionando su un'area piccolina, ma qua abbiamo tante interfacce, ogni volta che c'è un'interfaccia c'è una resistenza di contatto, bisogna capire come abbattere tutte queste resistenze di contatto che poi causano delle perdite in termini di efficienza. Ci sono anche degli effetti più complicati, le correnti di shunt, correnti inverse, che poi sono legate a fenomeni di degrado. Adesso non entriamo in questi dettagli, però chiaramente degli aspetti cruciali a livello di stack è anche avere bene in testa
cosa sono questi effetti per riuscire a garantire una vita utile dello stack che attualmente come minimo tecnico richiesto industrialmente è 30.000 ore ed è proprio il minimo tecnico. Anche il discorso delle tenute, questi sono comunque dei dispositivi che poi producono idrogeno pressurizzato, nel nostro caso a 30 bar, e quindi ci vuole tutto un sistema di guarnizione che assicuri che non ci siano delle perdite. Ci sono anche studi recenti che hanno fatto vedere che molti elettrolizzatori soffrono di perdite, di leakage, e quindi questo può anche causare addirittura dei problemi a livello di effetto serra, perché l'idrogeno è anch'esso un gas serra. Molte volte la gente se lo dimentica, però indirettamente diventa anch'esso un gas serra. Quando progettiamo lo stack, di fatto seguiamo un processo iterativo. Questo è un po' quello che facciamo in Antares tutti i giorni. Ci sediamo di fatto attorno a un tavolo e decidiamo come deve essere fatto il nostro prodotto. Noi partiamo proprio da foglio bianco, quindi decidiamo come fare l'architettura dell'hardware, cominciamo a disegnarlo, che componenti mettere. Chiaramente la scelta delle componenti per noi è quasi immediata, perché abbiamo già fatto una miriade di test in laboratorio con tutti i setup elettrochimici che abbiamo, sappiamo perfettamente oggi qual è la membrana più efficiente, qual è il catalizzatore migliore, qual è l'elettrodo migliore, e quindi questo per noi è un qualcosa relativamente facile, è uno dei nostri vantaggi. A questo punto abbiamo un primo design, andiamo a fare dei calcoli di fluidodinamica, integrità meccanica, se ci sono dei problemi torniamo indietro, se invece va tutto bene andiamo avanti, arriviamo a un nostro design che approviamo, iniziamo a quindi produrlo e a testarlo con dei test tipo di pneumatici, idraulici per verificare le tenute, i primi test funzionali elettrochimici per vedere quindi che stiamo producendo idrogeno con le efficienze che ci aspettiamo, e questo di fatto è un approccio che già assomiglia molto a quello che sarà il FAT, il Factory Acceptance Test, quindi quando poi andiamo in produzione, alla fine ogni volta che produciamo un nostro prodotto facciamo questi test prima di mandare al cliente il nostro prodotto. Con questo approccio, il giugno dell'anno scorso abbiamo fatto il nostro primo prototipo. Questo prototipo l'abbiamo costruito in casa, interamente in casa. Abbiamo fatto anche parte degli elettrodi in casa, ci siamo costruiti questo primo stack nelle nostre case, l'abbiamo caricato in macchina, l'abbiamo portato in centro Italia, in questa azienda Loccioni, un'azienda leader nel settore dell'automotive. Volevamo avere una validazione del nostro prodotto esterno, una sorta di certificazione, e abbiamo fatto un qualcosa che potrebbe essere anche il record del mondo di efficienza. Questo primo prototipo operava 1 ampere su centimetro quadrato a un voltaggio di circa 1,75 volt, che di fatto si traduce in efficienze ben superiori all'80%. Quindi già col primo prototipo, su una tecnologia completamente nuova, dove la gente non sa ancora magari che componenti mettere, noi siamo riusciti a raggiungere delle prestazioni che erano paragonabili a quelle di altre tecnologie molto più consolidate e anche molto più costose. Chiaramente, proprio come vi dicevo prima, abbiamo un approccio iterativo, andiamo un po' avanti, andiamo un po' indietro, cerchiamo di migliorare continuamente tutto quello che pensiamo possa essere migliorato. E questo è il nostro nuovo prodotto, lo chiamiamo H200 Mark III, però essenzialmente è un'evoluzione di uno stack che parte dal Mark I, che era il primo prototipo, il Mark II che è stato un miglioramento. Vi ricordo com'era il primo prototipo, che vedete è completamente diverso, addirittura la geometria, questo era essenzialmente un quadrato in termini di area, questo invece è già un rettangolo. Quindi abbiamo migliorato tante cose, abbiamo ottenuto un'area attiva che è degli elettrodi, quindi dove avvengono le reazioni analoga a quella precedente, 200 cm², e uno stack progettato per raggiungere delle efficienze oltre il 90%, quindi nell'ottica di rendere l'idrogeno verde veramente competitivo con l'idrogeno grigio. È uno stack
come vedete ci sono delle piastre che hanno certi spessori perché è uno stack che produce idrogeno ad alta pressione. Attualmente 30 bar, noi speriamo di raggiungere anche 50 bar, non dipende soltanto dal progetto di stack, la pressione che si può raggiungere, dipende anche per esempio dalla robustezza meccanica della membrana che si mette dentro. Vi ricordo che la membrana, il separatore, è una membrana spessa circa 100 micrometri, è un polimero, un foglio di polimero, e questa membrana deve resistere, oltre a condurre ioni, deve resistere a delle pressioni differenziali di magari di decine di bar, quindi dietro le membrane c'è una tecnologia incredibile, così come dietro gli elettrodi, così come dietro lo stack. Quindi noi dobbiamo essere bravi a mettere insieme tutte queste cose per fare finalmente uno stack efficiente. Lo scopo è aumentare l'efficienza. Attualmente questo è uno stack compatibile con una potenza fino a 40 kW, quindi stiamo già facendo dei prodotti che hanno una rilevanza industriale. 40 kW cominciamo a produrre insomma diversi chili di idrogeno, è compatibile anche con altri processi, poi vi racconterò un po' meglio di che processi si tratta chiaramente di processi elettrochimici, ma che invece di partire dall'acqua partono per esempio dalla CO2 stessa, che diventa, come diceva prima la professoressa, una risorsa. Stiamo cercando di fare stack ancora più grossi. Oggi l'area attiva delle nostre celle dove avvengono le reazioni è 200 cm², ci permette di arrivare a una potenza assorbita di 40 kW. Stiamo facendo adesso un progetto che verrà completato durante l'anno per arrivare a 600 cm² di area attiva, quindi triplicarla e proporre quindi uno stack compatibile con una potenza assorbita di 100 kW. Di fatto copriamo un po' quindi un range di potenze. Se lo paragoniamo ancora una volta a un motore di una macchina, passiamo dal monopattino fino al motore della Ferrari. Il vantaggio competitivo, come vi dicevo prima, è l'efficienza. Continuerò a stressare l'importanza di aumentare l'efficienza di questi prodotti. È l'unico modo per far diventare l'idrogeno verde competitivo con l'idrogeno grigio. Allo stesso tempo, se riusciamo anche ad abbattere il costo, perché no? Per abbattere il costo è un mix di cose, vuol dire che dobbiamo lavorare magari con dei fornitori, riuscire a far sì che anche i fornitori comincino ad abbassare i prezzi dei loro prodotti. Fornitori, perché non è che facciamo tutte le componenti in casa, alcune componenti le dobbiamo comprare esternamente, altre le compriamo in casa, altre le facciamo in casa, ma alcune cose le compriamo fuori, e quindi deve essere un po' uno sforzo collettivo per riuscire ad abbattere i costi di questi elettrolizzatori. In questo caso sto parlando dello stack, ma in verità è un discorso molto più generale che vale per l'elettrolizzatore completo, compreso tutto l'impianto. Per abbattere i costi abbiamo una strategia a livello di stack che è ridurre lo spessore di cella, quindi avere ogni cella non più sottile di 2 mm essenzialmente. Abbattere lo spessore di cella alla fine si traduce in mettere meno materiale. Oggi gli elettrolizzatori usano per esempio molto nickel, il nickel ha un costo significativo. Anche le altre componenti hanno dei costi, molte volte i costi sono ancora elevati perché non c'è stato ancora uno scale up, la produzione è ancora bassa. Quando la produzione è bassa manca ancora l'economia di scala che permetterà di abbattere i costi delle componenti del nostro prodotto stesso. L'obiettivo è di raggiungere un capex che in numeri è meno di 150 euro al kilowatt, questo è un po' un target a livello europeo della SRIA, Strategic Research Innovation Agenda, previsto per il 2030. Il nostro prossimo traguardo non è la fabbrica di stack, perché quella attualmente è operativa al BIC, ma è automatizzare l'assemblaggio degli stack, quindi fare una fabbrica automatizzata, robotica, quindi una linea di impilaggio di tutte le componenti che mettiamo robotizzata, per fare quindi un impilaggio molto preciso e scalare la produzione. Noi quest'anno faremo 10 stack in tutto l'anno e siamo saturi e copriamo praticamente un mercato. Il nostro mercato è
rispetto al mercato totale è nullo, è ridicolo, è irrisorio. Quindi dobbiamo, il nostro prossimo step è aumentare la nostra capacità produttiva con un target di produrre per esempio 100 stack all'anno, progettare una linea addirittura per una produzione che va oltre questa capacità produttiva, però chiaramente poi tutto deve essere anche accoppiato con aspetti di logistica, quindi procediamo progressivamente, step by step. Questa è un po' la nostra roadmap di Antares. Noi siamo partiti in bootstrapping, quindi totalmente autofinanziati, i 4 soci di fatto hanno iniziato a investire, cioè abbiamo investito in noi stessi, abbiamo fatto questa fase di bootstrapping con le nostre risorse. Il nostro scopo era realizzare il prototipo, quel prototipo che vi ho fatto vedere prima, era realizzarlo prima magari anche di iniziare la raccolta fondi, che è molto tipica delle start-up. L'abbiamo fatta l'anno scorso con quello che noi chiamiamo Friend and Family, molte persone ci hanno aiutato, alcune di queste persone sono qua anche in questo momento e quindi le ringraziamo, hanno creduto in noi, hanno messo dei chip che ci hanno permesso di raccogliere circa €500.000 e aiutarci ad affrontare gli step successivi, quindi a supportare il nostro piano industriale. Quest'anno andiamo sul mercato perché abbiamo una produzione di 10 stack per dei clienti, alcuni in verità sono destinati a dei progetti europei, e però abbiamo iniziato la produzione, la commercializzazione dei nostri prodotti. Più avanti abbiamo intenzione anche di passare ad altri processi, poi ve ne parlerò brevemente. Stiamo crescendo, anche il team si sta allargando, a breve saremo circa 10 persone e nel giro di pochi anni lo scopo è riuscire a validare tutta la tecnologia. Quando abbiamo finalmente congelato il nostro progetto da 40 kW, 100 kW, fare la linea di assemblaggio robotico e quindi scalare la produzione su volumi industriali importanti. Questi sono 2 progetti europei in cui siamo coinvolti, in uno siamo coordinatori, nell'altro siamo partner. I progetti europei per noi sono molto importanti perché di fatto sono molto allineati in questo caso con il nostro piano di impresa e quindi praticamente agiscono da investitori, ci danno le risorse economiche per riuscire a fare un certo tipo di attività, rinforzare il team anche. E operiamo all'interno di questi progetti con partner, leader nel settore dell'idrogeno a livello europeo. In uno siamo noi coordinatori, nell'altro il coordinatore è Fraunhofer e in questi progetti il nostro ruolo è riuscire a progettare degli stack altamente innovativi, in Nereus per esempio con degli spessori di cella molto bassi e molto efficienti, in Scale M invece è scalare la produzione, che è molto allineato con la messa a punto di una linea robotizzata. Come vi dicevo prima, facciamo processi, soprattutto in laboratorio, li stiamo studiando, che vanno oltre l'idrogeno, quindi oltre l'elettrolisi dell'acqua. La produzione di idrogeno verde oggi è un qualcosa che ha un mercato, quindi ci permette di fare fatturato, di autosostenerci. Ci sono invece degli altri processi elettrochimici, per esempio la riduzione dell'anidride carbonica in monossido di carbonio, con cui poi si fa il gas di sintesi, con cui poi si fanno un mucchio di prodotti, dagli fuels a plastiche, ad altri processi che per esempio partono dall'azoto o composti azotati, per esempio per la produzione di fertilizzanti, ammoniaca, urea. Questi sono dei processi che elettrochimicamente oggi non esistono, però permetterebbero di essenzialmente produrre quello che tutt'oggi produciamo con dei combustibili fossili o addirittura che è un combustibile fossile partendo dall'aria, dall'anidride carbonica. Quindi non soltanto avere 0 emissioni di carbonio, ma addirittura renderle negative. Sono dei processi su cui noi dedichiamo delle risorse, pensiamo che un domani avranno un seguito, probabilmente il mercato di uno di questi processi ipoteticamente è anche molto più grosso di quello dell'idrogeno,
Hanno un TRL basso, ci sono delle sfide tecniche, per esempio riuscire a produrre un prodotto con un'elevata selettività senza produrre altri, perché poi a valle bisogna se no separarli, farli in maniera efficiente. L'efficienza è un po' sempre la base di tutti questi processi elettrochimici. E ci stiamo lavorando, in questo caso spesso lavoriamo in collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia, perché magari da soli non saremmo in grado di portare avanti una ricerca così avanzata con le sole nostre risorse, quindi in questo tipo di ricerca siamo ben contenti di portarla avanti in maniera congiunta con l'Istituto Italiano di Tecnologia, così poi un domani da riuscire a fare questo trasferimento di know-how e poter finalmente industrializzare quello che abbiamo sviluppato in laboratorio. L'elettrolizzatore di CO2, vi dicevo prima che di fatto non è soltanto un processo che produce combustibili sintetici, plastiche a emissioni di anidride carbonica zero, ma addirittura la usa. Questo è un esempio: 1 kW di elettrolizzatore di CO2 più o meno consuma 273 grammi di CO2, che vuol dire 22 kg di CO2 all'anno, che poi di fatto corrisponde a un albero. Se andiamo poi a vedere quanto è un elettrolizzatore da 100 kW, corrisponde circa a quello che consumano 1000 alberi. Quindi con un blocco essenzialmente riusciamo ad avere un qualcosa che è equivalente a 1000 alberi. Quindi con Antares, di fatto, con questo stack, noi possiamo targettare, cercare di fare diversi processi oltre l'idrogeno verde, e in tutti questi processi elettrochimici di fatto il componente chiave, il motore, è sempre questo stack, una pila di celle elettrochimiche. In alcuni casi sono celle elettrolitiche, in altri casi sono invece delle celle come quelle delle batterie. Sono sempre dei sistemi a flusso, entra qualcosa ed esce qualcosa di diverso, può essere lo stato di ossidazione dell'elettrolita diverso, può essere un nuovo prodotto che è il risultato di una reazione elettrochimica, e questi sono un po', diciamo, tutti dei prodotti, dei prodotti di processo che si possono ottenere con lo stack. Quindi la produzione di e-fuels, ne abbiamo già parlato, dei combustibili per il settore marittimo, a partire dal metanolo. Poi vi faccio vedere un esempio nella prossima slide. I sustainable aviation fuel, l'elettroagricoltura. Partendo dalla CO2 si può produrre per esempio acetato, che è un nutriente di fatto di microrganismi che poi possono arrivare fino a produrre cibo. Questo ha per esempio anche dei riscontri per applicazioni nello spazio. Parlando di spazio, gli elettrolizzatori sono già utilizzati anche nello spazio, non per fare idrogeno, ma per esempio per fare ossigeno. L'ossigeno chiaramente è importante nello spazio, bisogna assicurarsi di non perdere mai ossigeno. Oggi in una navicella spaziale c'è un elettrolizzatore che dall'acqua produce idrogeno e ossigeno, poi l'idrogeno di fatto viene utilizzato per eliminare il carbonio della CO2 che generano gli astronauti, così che poi l'ossigeno venga recuperato, oltre a quello già prodotto dall'elettrolizzatore. E un domani chissà dove saranno gli elettrolizzatori di CO2 su Marte, c'è praticamente solo CO2, perché non usarli lì? Chiaramente è una visione molto molto futuristica, però quello che sarà tra 300 anni nessuno lo sa. Questo è un altro esempio, per esempio, dove combiniamo elettrolizzatori di CO2 con elettrolizzatori d'acqua. Quindi partiamo dall'anidride carbonica catturata dall'aria o comunque attraverso altre tecniche di cattura a valle di impianti industriali. Prendiamo questa CO2, chiaramente condizionata per avere un certo grado di purezza, la iniettiamo in un elettrolizzatore di CO2 e per esempio produciamo monossido di carbonio. Il monossido di carbonio
poi viene combinato con idrogeno verde e otteniamo di fatto un gas di sintesi verde che poi si può utilizzare per fare metanolo, questo è un esempio, per alimentare un reattore di Fischer-Tropsch, fare altri processi, paraffine, olefine, tutto un po' quindi alimentare più o meno tutta l'industria di oggi che si basa su questi processi. Questa è una slide che ci piace mostrare per, diciamo, chiudere il contributo, perché di solito fa abbastanza paura. E in grigio, un po' a sottofondo, vedete un po' cosa succede nell'industria di oggi, che parte da dei combustibili fossili, tutti a sinistra, idrocarburi, metano, carbone, che di fatto vengono processati in diversi modi, chiaramente in base al materiale da cui si parte, per produrre questo benedetto gas di sintesi, con cui poi si fanno una serie di processi, sintesi di metanolo, quelli che abbiamo appena visto, e come vedete colorato arriva chi fa per esempio idrogeno verde. Si parte dall'acqua, si fa water splitting, si produce ossigeno e idrogeno, si può partire da un elettrolizzatore di CO2, quindi si parte da anidride carbonica, si fa per via elettrochimica monossido di carbonio, si ottiene un syngas, e già qua praticamente abbiamo eliminato la necessità di utilizzare combustibili fossili. Poi a questo punto noi ci possiamo inserire come un pezzo del puzzle e continuare per esempio tutti i processi termocatalitici a partire però da un gas di sintesi pulito. Ci sono anche dei processi elettrochimici più avanzati, però oggi più sfidanti, che permettono di arrivare agli stessi prodotti ma con un colore, che sarà adesso qua è rosso ma in verità è sempre verde, perché di fatto saranno dei processi a zero emissioni di anidride carbonica o addirittura con emissioni negative, perché si partirà dall'anidride carbonica stessa. C'è anche tutta la parte riguardante il mondo dell'azoto, poi non è detto che noi riusciremo a fare tutti questi pezzi del puzzle, ma non importa, l'importante è farne qualcuno, iniziare a decarbonizzare alcuni processi e certe volte essere già anche compatibili con tutto quello che già avviene a livello industriale, quindi magari eliminare l'utilizzo del metano, però riuscire ad arrivare a uno stesso prodotto intermedio per poi inserirsi in una catena che è già molto consolidata senza dover nemmeno cambiare nulla. Niente, questo è Antares, concludo dicendo anche che cos'è Antares. Antares è una delle stelle più luminose che di fatto noi possiamo vedere. È la stella più luminosa della costellazione dello Scorpione. In verità è una doppia stella, quella più piccola brucia idrogeno, quella più grossa brucia qualcos'altro, e quindi è un po' il significato che sta anche dietro ad Antares, dove facciamo sia idrogeno ma anche altri tipi di processi elettrochimici, dove uniamo un'anima più meccanica con un'anima elettrochimica, quindi ci sono diversi significati, questi sono un paio di esempi. E grazie, adesso se avete domande. Grazie per l'interessante relazione, grazie per tutto il lavoro che fate, che è un lavoro veramente interessante, e anche per il nome, no? Che sono 2 stelle del firmamento e voi vorrete essere una di queste, diciamo così. Va bene, io cosa posso dire? Praticamente io mi auguro che in tempi non troppo lontani, cioè non troppo futuri, ci possa essere questa economia dell'idrogeno, perché ci risolverebbe sicuramente tantissimi problemi. Voi ci state lavorando sopra e avete sicuramente dei buoni risultati. Da quello che hai detto, l'idrogeno dovrebbe essere particolarmente usato o nelle industrie hard to abate, perché chiaramente queste consumano una quantità di fossili incredibile, ma anche per l'automotive, specialmente dicevi per i pesanti, ma anche ho visto anche recentemente che si usa anche per le auto, e addirittura, se non sbaglio, alla fiera di Pechino, al salone dell'automobile di Pechino, proprio recentissimamente hanno fatto vedere una BMW che va a idrogeno, credo, con una fuel cells.
Tu vedi un futuro per l'automotive, per le auto? Allora, il mercato delle macchine a idrogeno oggi è una nicchia del mercato dell'idrogeno. Non c'è neanche la rete di distribuzione di idrogeno. Manca la rete di distribuzione, quindi è un qualcosa che va costruito, non dico da zero, perché insomma ci sono stati dei progressi. Se BMW fa una macchina a idrogeno sicuramente non siamo a zero, siamo già a un livello molto avanzato. Però oggi la verità è che il mercato delle auto a idrogeno è una nicchia del vero mercato dell'idrogeno. Ciò non è detto che tra qualche anno le cose cambieranno, soprattutto considerando le crisi dello stretto che vediamo in questi giorni, quanto costano i carburanti. Sì, quindi tutto dipende dal prezzo del petrolio. Certo, quindi magari l'idrogeno è anche una delle alternative più sagge che abbiamo oggi a disposizione, soprattutto anche in Italia. Non è che abbiamo, no, non abbiamo alternative, penso. Grazie. Avete qualche domanda? Non hai parlato dello storage d'energia, che forse potrebbe essere una buona base per produrre oggi e consumare domani. Corretto. L'idrogeno, io ho parlato della produzione perché è relativa al nostro prodotto, però l'idrogeno una volta prodotto può essere stoccato, può essere immagazzinato e quindi utilizzato quando c'è bisogno di energia. Questo è chiaramente uno dei più grossi vantaggi dell'idrogeno, anche per fare quindi stoccaggio di energia stagionale, soprattutto magari immagazzinando, producendo idrogeno, che ne so, durante l'estate, e poi avere idrogeno disponibile per coprire dei picchi di energia durante l'inverno quando l'energia manca. Certo, certo. Qualche altra domanda? Allora, intanto volevo, scusami se te lo dico, ma non dire che l'idrogeno è una materia prima, perché non lo è. Ma l'idrogeno è una materia seconda, la materia prima è l'acqua oppure il metano, quindi non si può dire che è una materia prima. È una materia importante, ma non è una materia prima. Questo è importante perché produrre idrogeno consuma una quantità di energia mostruosa, questa è la verità, dall'acqua, perché se lo produce il metano invece produce energia, oltre a produrre idrogeno. E questo è il problema, no? Chiaro che, quindi dal punto di vista energetico l'idrogeno in principio è un disastro. Poi chiaramente può consentire, diciamo, di usare tecnologie molto efficienti per certi versi e per altri versi molto pulite, quindi poi chiaramente tutto il discorso del CO2 questo conta, no? Però diciamo che l'idrogeno per farlo consuma una quantità di energia mostruosa e se lo fai far verde è un problema pazzesco. Se tu fai i conti, per esempio, sulle aree di fotovoltaico che dovrebbero essere coperte per fare le quantità di idrogeno che oggi noi usiamo per fare i fertilizzanti, che ci servono per dare da mangiare a 8 miliardi di persone, c'è da spaventarsi. Comunque, per carità, bisogna lavorarci e è giusto che lo facciate, è una cosa molto importante. Volevo chiederti però una cosa, cioè oggi tu puoi comprare un impianto che produce idrogeno per elettrolisi, anzi ce ne sono in giro. Certo. La maggior parte sono sperimentali pagati dallo Stato, ma non è solo così, in realtà ci sono aziende che si fanno l'idrogeno per elettrolisi perché gli va bene così, nel senso che non hanno un problema di soldi nel fare l'idrogeno, ma hanno un problema di spazio e di pulizia, no? Chi da sempre, da un secolo, chi di idrogeno se ne vuole fare poco, lo vuole pulito, non vuole troppi problemi, non vuole serbatoi, se lo fa al momento, se lo fa per elettrolisi. E quindi in effetti il 4-5% dell'idrogeno da sempre è prodotto per elettrolisi. Quindi oggi comunque, diciamo, gli elettrolizzatori esistono, gli stack esistono, se tu vuoi ti compri un impianto dalla ThyssenKrupp, o ci sono giapponesi, qualche americano, e ti fai l'impianto della scala che vuoi, perché sono tutti modulari ovviamente. Quindi se vuoi c'è già. Quindi voi entrate in un mercato che esiste. Ora, se uno vuole, diciamo, avere poi un ruolo, deve avere un'idea diversa. Corretto. No? Ecco. Voi poi puntate, mi sembra di capire, sulle celle
a membrana alcalina, no? Che sono quelle che ancora non esistono commercialmente, perché esistono quelle alcaline non a membrana, esistono quelle a membrana acida, esistono quelle a ossidi solidi più o meno. Però quella a membrana alcalina ancora, tu hai scritto TRL7 mi sembra, no? Corretto. Ecco. Ora, TRL7 non vuol dire che diventerà 9, speriamo, potrebbe diventare anche come, ma non è detto che lo diventi, ci sono molte tecnologie che si sono fermate poi perché il sistema ha trovato dei limiti. Quindi, però è giusto provarci, è giusto lavorarci, non siete i soli che ci lavorate. Ora, però non ho capito perché insisti sullo stack. Sì. Perché avete un'idea, poi se è un'idea diciamo speciale che non vuoi diffondere, No, certo. ma voi avete un'idea speciale, perché poi diciamo tu hai sottolineato che lo stack influenza molto l'efficienza, non ne dubito, però certamente l'efficienza è anche molto influenzata dalla cella, dal materiale della Certo. membrana, dall'elettrodo. Tu dici che tra l'altro avete eliminato l'iridio, che questa è un'altra cosa interessante, no? Sì. Non so come avete fatto, ma se l'avete fatto è un'ottima idea. Ecco, insomma, la domanda è questa: voi avete delle idee speciali per cui state lavorando su un sistema davvero innovativo? Questa è la domanda. Poi magari dici sì, ma non te lo posso dire, ok. No, sì, ci sono molte idee speciali. Il nostro stack è coperto da 2 brevetti che riguardano per esempio il sistema di guarnizione, il progetto dal punto di vista fluido-dinamico per riuscire ad aumentare le efficienze. Continua a stressare l'efficienza perché in un elettrolizzatore l'efficienza è determinata da quanto funziona bene lo stack e il prezzo dell'idrogeno dipende dall'efficienza. Quindi essenzialmente con questa risposta cerco di rispondere a tutto quello che mi hai appena chiesto. Nel momento in cui noi raggiungiamo una certa efficienza e il prezzo dell'elettricità riesce ad avere un valore ragionevole, ma stiamo andando in quella direzione perché le energie rinnovabili stanno aumentando, e noi avremo un idrogeno verde che diventa finalmente competitivo con l'idrogeno grigio. Ma non lo siamo noi a dire, lo dicono anche delle analisi delle società di consulenza che si occupano di transizione energetica, che di sicuro lo sanno meglio di noi. Lo dice l'Agenzia internazionale dell'energia, che sicuramente avrà una miriade di dati che è inimmaginabile. Quindi c'è chi dice anche il contrario, però bisogna anche verificare, bisogna anche comunque studiare quello che dei dati reali. Io ti posso dire che, scusa, ti ho dato del tu. Posso dirle che noi a livello di laboratorio abbiamo adesso raggiunto delle efficienze integrando anche non soltanto quello che facciamo noi, ma anche quello che sviluppa magari un partner, che può essere un fornitore. Abbiamo raggiunto delle efficienze che sono oltre il 90%, quindi stiamo parlando di efficienze che sono simili a quelle delle batterie. Poi per alcuni... In termini di energia utilizzata? Sì, corretto. In termini di energia che si utilizza per produrre idrogeno. Noi puntiamo a raggiungere un'efficienza che è oltre il 90%. Quando noi raggiungiamo questa efficienza cominciamo a diventare competitivi con l'idrogeno grigio. E questo è un dato di fatto, un conto facilissimo che si può fare. Stiamo assistendo a un progresso che è incredibile negli ultimi anni, ma 5 anni fa la situazione era completamente diversa. Gli stack avevano delle efficienze che erano 70%, adesso abbiamo incrementato l'efficienza di 20 punti e le cose cambiano. Vorrei aggiungere una cosa riguardo all'energia, perché oggi in Italia a mezzogiorno buttiamo via l'energia, il solar. Non riusciamo a usarlo perché le nostre reti non ce la fanno, e poi perché per poter fare una transizione solare e non solo solare all'energia in Italia occorre mettere molti pannelli. Corretto. Ci sono dei momenti in cui ci sarà troppa energia, quindi attualmente la stiamo buttando via, quindi potrebbe essere benissimo. Sì. Ci sono impianti che vengono chiusi attualmente. Sì. Quando c'è troppo sole vengono chiusi. Sì. C'è un eccesso di produzione di energia rinnovabile in certi momenti della giornata. Corretto.
E poi ci sono anche, è vero che ci sono tanti incentivi pubblici adesso per alimentare queste tecnologie, ma ci sono anche aziende, sono aziende grandi che se lo possono permettere, che hanno come missione la decarbonizzazione dei loro processi, quindi stiamo parlando di veramente delle multinazionali più grosse al mondo, che stanno investendo tantissimo sull'idrogeno, stanno costruendo quello che per loro magari è un pilota, magari già un 100 megawatt, per loro è un pilota perché chiaramente hanno bisogno di andare su scale ancora più grosse e lo stanno facendo. E comunque bisogna anche capire qual è l'alternativa, se ci fosse, perché se ci fosse un'alternativa all'idrogeno ha senso valutarla e prenderla in considerazione. Oggi l'alternativa è continuare a bruciare combustibili fossili. Corretto. Ma secondo me sono sottovalutate le biomasse. Oggi c'è qualcuno che non vuole accettare il fatto che con le biomasse si potrebbe fare. Assolutamente, l'idrogeno può essere anche utilizzato in sinergia con le biomasse per complesso fare con le biomasse. upgrading. Va bene, ci sono altre domande? Ma direi di no, e allora io direi di ringraziare ancora Sebastiano Bellani, che è stata una bellissima conferenza, ci ha aperto gli occhi su questo mondo dell'energia, energia che in questo momento proprio ne sentiamo parlare quotidianamente, anche fin troppo. Va bene, vi dico che cosa ci sarà. Grazie a tutti. Aspettate, che vi do le informazioni sulla settimana prossima. Allora, settimana prossima, no, ho sbagliato. Allora,